volevo fare vedere cosa ci serve per far sì che venga abbattuta in modo corretto, in modo sicuro. Okay? Logicamente mi devo vestire a norma con il DPI a norma di legge, scarponi anti-taglio, pantaloni anti-taglio, casco con visiera, cuffie, cosiddette audio protettori, guanti non servono antitaglio per questo tipo di lavoro, ma specifici per l'utilizzo della motosega. Quando vado a lavorare mi serve a portata di mano lo zaino o una scatola di primo soccorso. In questo caso io sono molto ben attrezzato. È molto importante perché se succede qualcosa prima andiamo a operare con l'infortunato, prima meglio è, possiamo anche salvargli la vita. Okay? Poi per tagliare la pianta ci vuole una motosega, logicamente funzionante, ben affilata, con il pieno di carburante. È una cosa importante che noi utilizziamo anche carburante alchilato, che è un carburante ecologico, che non ho il tempo di spiegarvi. Ci serve sì che la motosega, un'accetta, perché quando noi andiamo a tagliare la pianta ci serve soprattutto per il controllo delle fibre della pianta, che poi vedremo, il cuneo, non uno solo, ma bensì più ne abbiamo meglio è, poi vediamo anche dopo come si usano. Poi in base alla pianta che abbiamo più difficile è, possiamo usare anche il martinetto idraulico, che è questo qua. Sembra un crick da camion, ma non è un crick da camion, perché vedete ha la testina snodata. Con questo qua riusciamo ad alzare piante, sbilanciarle il contrario di caduta naturale di molto, anche se è fuori 5-6 metri riusciamo a tirarla su. Abbiamo il cuneo meccanico, che per chi magari fa fatica a battere i cunei, che non è facile, anzi è molto difficile, inseriamo questo al posto del cuneo tradizionale e con il cricchetto o addirittura anche con un trapano riusciamo a far salire la pianta e poi farla cadere al contrario di cadute naturali. Ecco, più o meno. Poi abbiamo, scusate, la leva. Questa è una leva giralegni. Quando la pianta è abbattuta dobbiamo girarla per sramarla dalla parte opposta, usiamo questo. E invece questa va utilizzata nelle piantagioni un po' più piccole, dove sono piante piccole. Questa è una leva di abbattimento e al posto dei cuni o del martinetto idraulico va utilizzata questa leva per abbattere le piante in modo molto sicuro e molto facile. In questo caso mi sono pulito l'area intorno alla pianta che andrò a tagliare per un semplice motivo: per la mia sicurezza. Quando la pianta parte io dovrò avermi già preparato la via di fuga, che è fondamentale durante l'abbattimento di una pianta. Devo andare il più lontano possibile dalla parte opposta, logicamente, di dove cade la pianta. Procederemo con il taglio di questa pianta, segnata in precedenza dal dottor forestale. Avrò bisogno di 2 collaboratori in questo caso, perché dove andrò a buttare la pianta la mia zona di divieto, essendo in quella zona non ci deve essere nessuno, è il doppio della lunghezza della pianta, però io non vedo al doppio. Allora metterò uno alla mia sinistra e uno alla mia destra, e prima di far cadere la pianta dovrò chiamare loro che nella zona di divieto non ci sia nessuno, sicché mi avvarò di miei 2 collaboratori. Vai, Sergio e Bruno, andate. Adesso io dovrò valutare le dimensioni della pianta, il diametro, diciamo altezza petto d'uomo, per poi procedere al taglio. Il taglio, l'abbattimento, diciamo, va fatto con 3 tagli. Tacca di mira che va a indirizzare la pianta.
sarebbe la mia mira, il mio mirino, e la motosega ha anche il mirino. Poi andrò a fare il taglio a 45 gradi, il taglio obliquo, che viene tirata via la cosiddetta tappa, si chiama, e poi il taglio d'abbattimento, che è quello che fa cadere la pianta, che posso partire da dietro, forarla come voglio, ci sono tantissime tecniche e devo rispettare delle proporzioni. Un quinto entrata del taglio di abbattimento, minimo 45 gradi la tacca che vado a tirare via, il taglio obliquo, e poi devo lasciare uno scalino tra il taglio di abbattimento e il taglio di mira di 1/10 del diametro e anche una cerniera, che poi sarà quella che mi guiderà la pianta dove io deciderò di buttarla, in base alle caratteristiche della pianta, alle caratteristiche delle altre piante intorno e prima di tutto della mia sicurezza. Sia a posto? Cominciami! Oro! Oro! Con questa prova ho controllato per vedere se la pianta è sana o è marcia. Ho fatto un taglio in verticale in direzione di dove devo buttare la pianta e in base alla resistenza che mi fa la motosega ad entrare e alla segatura che viene fuori, i truccioli, vedo se la pianta è sana e marcia. Con questa operazione ho tirato via i contrafforti radicali, non avendo pendenze laterali non mi servono tanto e la pianta essendo sana, se era marcia o pendenze laterali li lasciavo. Con questo sistema la pianta la squadro, vado molto meglio a fare le mie proporzioni come vi avevo spiegato prima. Adesso dovrò procedere con il taglio di mira, che è quello che va a decidere dove andrà la pianta. Dovrò entrare circa un quinto del diametro, la pianta fa 50, devo entrare circa 10 cm. Mi faccio dei riferimenti, so che la barra e catena sono 10 cm. Quando io entro tutta barra e catena sono sicuro che sono 10 cm. E poi mi devo fermare, poi dovrò controllare e fare il taglio di 45 gradi. Però il tondino bisogna ricordarsi di tirarlo via dopo. Abbiamo detto 5 di cerniera, pianta fa 50 e 5 di scalino. Questa zona qua per me è off limits, io non devo arrivare col taglio di battimento oltre a questa zona qua. E questa qua è la zona che mi guiderà poi la pianta. La cosa diciamo quasi più difficile l'abbiamo fatta, di trovare la direzione di caduta e fare una bella tappa come proporzione chiama. Adesso dovrò fare il taglio di abbattimento. Per avere un buon risultato la pianta deve andare dove voglio io
logicamente nella direzione che voglio io, non voglio che uno la prima volta prenda proprio il punto preciso dove ha mirato, ma soprattutto che la pianta deve partire quando lo decido io, non quando vuole lei. Che io devo aver finito le mie proporzioni di scalino, tacca di mira, taglio obliquo, cerniera, scalino, e la pianta deve rimanere ancora in piedi. Se parto direttamente da dietro, questa pianta tenderà a partire da sola, sicché dovrò lasciare attaccato un pezzo dietro e tagliarlo per ultimo. Attenzione, pianta! Una cosa importante quando ho fatto questo è di controllare le fibre. La cerniera e lo scalino che lascio è una tavola che parte dal piede della pianta che va in cima. Dovrò controllare le fibre che siano dritte o a sfavore. Cosa significa? Se sono dritte corrono in verticale, se sono a sfavore vanno verso l'avanti, verso dove devo buttare la pianta, che avrò molto meno tenuta di fibre. Per controllarle basta guardare la rigatura della corteccia o controllare con l'accetta, in questo modo qua. Vedete, vado con la punta dell'accetta, spacco via il legno e vedo la fibra. Vedete che si rompe dritta, va giù dritta. Fosse che la fibra andasse verso l'avanti, verso l'attacca, sarebbe un problema, perché ho poca tenuta di fibra. E vado a procedere con il resto del taglio. Il taglio, diciamo, le mie proporzioni sono state fatte, adesso procedo con l'ultimo stacco della pianta e poi la pianta cadrà. In questo momento non ci deve proprio essere nessuno, già prima, però adesso ancora di più. Perché dovrò riavvisare i miei movieri e poi io dovrò, quando la pianta parte, andare in zona di sicurezza. Bruno! Sergio! Achtung! È molto importante quando faccio questo lavoro qua la postura di lavoro. Devo stare abbassato, inginocchiato, non con il culo alto, e poi lavoro male con la schiena. Ed è importantissimo quando faccio questo taglio, punto il rampone della motosega e lo uso come un perno e vado a mirare dove la devo buttare. È molto importante che il taglio sia molto preciso, okay? Che sia bello dritto. Devo avere un punto di appoggio da una parte. Dalla parte del motore c'è un rampone che va a puntare il tronco e con quello riesco a farla cadere, a far delineare bene la mia direzione di caduta. Adesso procederò con il taglio più difficile da fare, che è quello a 45 gradi, che se sono entrato 10 mi alzo di 10, poco più, sono oltre i 45 gradi. E deve combaciare perfettamente, perché se no mi va a spostare tutti i miei calcoli che ho fatto in precedenza. Attenzione! Ok, pianta a terra, potete venire. Allora, il taglio è andato perfettamente come volevamo. Per chi vorrà imparare, l'importante è di fare questo qua. Poi il resto dove va la pianta si imparerà. Da qua a me interessa da qua in avanti. Avete visto le proporzioni di cerniera perfette, l'entrata del taglio di mira perfetto, la tappa che tiriamo via, il taglio a 45 gradi perfetto, e la pianta è andata quando ho voluto io e dove ho voluto io.
Il risultato di questo abbattimento, di tutti gli abbattimenti che facciamo noi, è frutto di esperienza, di corsi che facciamo anche gli altri, non solo per guadagnare soldi, ma soprattutto per rispettare il bosco. Noi boscaioli non ci avventuriamo la mattina per distruggerlo il bosco, ma siamo i giardinieri del bosco. Cerchiamo di fare di tutto per salvaguardare il resto delle piante che rimangono in piedi, rinnovazione, tiriamo via le piante segnate dalla forestale, piante mature che non hanno più niente da dare, piante marce, piante rovinate, le tiriamo via per dare nuova linfa alle piante giovani, come questa che vedete abbiamo rispettato facendo cadere questa qua sarà il futuro. Questa andrà a fare legna, a far mobili, a fare qualcos'altro, però abbiamo il futuro e noi cerchiamo di fare questo.